26 nuovi cavalieri, sono 26 uomini e donne che nel pieno della pandemia Covid hanno saputo lavorare per il bene del prossimo. Infermieri, infermiere, operatori e operatrici sociosanitari, volontari e volontarie in prima linea e attivi nelle associazioni, nelle case di riposo di Bassano. A loro il prefetto Pietro Signoriello ha espresso tutta la sua riconoscenza. Io mi sento profondamente ispirato dai valori della nostra Costituzione. La nostra Costituzione ha un valore fondamentale su cui regge tutto l'impianto della comunità repubblicana, che è quello della solidarietà. Ora, in un concetto del genere io ritrovo l'espressione di ciò che hanno fatto questi signori che oggi sono stati insigniti del titolo di Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. Essenzialmente hanno avuto a cuore le sorti del proprio popolo, dei propri concittadini, hanno avuto sentimenti collettivi. Ed è proprio il prefetto che ricorda come, verso l'entrata del Veneto in zona bianca, seppur rinforzata, sia necessario continuare a mantenere tutte le misure di sicurezza anticontagio. Se uniamo lo sforzo importante che si sta portando avanti con la campagna vaccinale unitamente a comportamenti corretti, probabilmente ne veniamo fuori definitivamente.